c'è ancora l'Italia dei Valori? L'Italia dei Valori c'è sempre, e mi sembra che le ragioni di una presenza in Italia dei Valori siano sempre più sulla cronaca dell'attualità. L'Italia dei Valori per anni ha fatto battaglie e barricate contro la corruzione dilagante, contro l'evasione fiscale diffusa, e mi sembra che mai come in questi giorni ci sia bisogno di legalità diffusa, e quindi le battaglie dell'Italia dei Valori sono assolutamente attuali, ed è attuale la presenza dell'Italia dei Valori. Quanto alla presenza al Parlamento dell'Italia dei Valori, noi abbiamo fatto delle battaglie significative, vogliamo portarle avanti, riteniamo che siano di assoluta attualità, come ad esempio la vicenda del barcone affondato con i 400 migranti. Io non vorrei che fosse l'ennesima occasione di vedere lacrime di coccodrillo come quelle che abbiamo visto a Lampedusa sulle 400 bare schierate nel nostro territorio nazionale. Certo. Noi abbiamo presentato una proposta per istituire dei corridoi umanitari, perché per la maggior parte si tratta di persone che hanno diritto ad avere l'asilo in Europa, hanno diritto a rimanere in Europa, non vengono per stare a Lampedusa, non vengono per stare in mezzo al mare, tantomeno per morire in mezzo al mare. Quindi se hanno diritto per restare in Europa, possono aver diritto prima ancora di fare queste attraversate attraverso una selezione che vagli effettivamente la presenza in capo a ciascuno di essi, se provengono da zone di guerra, se provengono da zone dove non è rispettata la libertà di religione, dove non sono rispettati quei diritti che l'Unione Europea tutela.